La provincia di Padova si aggiudica il primato dell'affluenza. Alla chiusura dei seggi aveva votato il 67,3% degli elettori, un dato positivo a livello regionale, anche se si registra un calo di 2 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014. Il comune padovano dove si è votato di più è stato San Pietro in Gu nell'Alta Padovana, dove l'affluenza è stata dell'81,3%. Per quanto riguarda Padova città, ha votato il 64,21%, in netto calo rispetto al 71,85% del 2014. C'è da dire però che 5 anni fa si votava anche per le amministrative con l'elezione di Bitonci, caduto dopo 2 anni di mandato. Spicca a livello provinciale il trionfo della Lega con il 48%, un dato in linea con il risultato veneto. Secondo partito il PD con il 20%, crollo per il Movimento 5 Stelle che si ferma al 9,19%, mentre Fratelli d'Italia supera invece Forza Italia. 56 i comuni al voto anche per le amministrative, 4 quelli con più di 15.000 abitanti, Cadoneghe, Selvazzano, Monselice e Rubano. Quest'ultimo però con soli 2 candidati non rischia il ballottaggio. In 9 comuni invece dove si è presentato un solo candidato è stato raggiunto il quorum, quindi anche se non ufficialmente perché bisogna vedere se il candidato ha ottenuto più del 50% più un voto, si conosce già il nome del sindaco e sono i comuni di Urbana, Carceri, Masi, Piacenza d'Adige, Villa Estense, Arre, Correzzola, Cervarese, Santa Croce. A Casale di Scodosia invece c'è ancora qualche dubbio sul raggiungimento del secondo quorum.